si può pensare al Friuli senza pensare alle sue montagne. Montagne da vivere, camminare, scalare, pedalare oppure sorvolare in parapendio. Perché molti piloti italiani e non solo vengono a volare in Friuli? Perché qui trovano condizioni aerologiche ottimali ai lunghi voli in un paesaggio intatto e spesso selvaggio. La disposizione est-ovest delle catene montuose friulane e la particolarità dei venti, spesso non molto forti, rendono il Friuli adatto al volo di distanza. Si può dire che questa zona è considerata a livello assoluto una delle migliori ed infatti proprio qui, nel 2013, due piloti friulani con percorsi di 300 km in un unico volo hanno stabilito due record mondiali. Con il parapendio, in friulano il peciot, un grande aquilone di circa 25 metri quadri, si può solo planare. In volo ogni secondo si perde circa un metro di quota e quindi, anche decollando dai 2780 metri del Collians, dopo poche decine di minuti ci si troverebbe in atterraggio. Ma grazie al calore del sole che, scaldando il terreno, crea delle correnti d'aria ascensionali, è possibile riguadagnare quota per una successiva planata. In questo modo, salendo e planando, si percorrono svariati chilometri, sorvolando in un unico volo molte vette. Per poter realizzare lunghi voli in ambienti di alta montagna, sono necessari anni di esperienza e di studio, in modo da riuscire ad individuare le invisibili strade da utilizzare per il sorvolo delle aspre vallate e delle alte vette che si incontrano lungo l'itinerario. Dal punto di vista meteorologico, le giornate adatte sono davvero pochissime. Le giuste condizioni si hanno con venti deboli, sotto i 10-15 km all'ora, presenza abbondante di sole e buone correnti ascensionali fino ai 2000 metri ed oltre, senza che la giornata degeneri in grosse nuvole cariche di pioggia o peggio ancora in temporali di calore. Partendo dal Montasio, nel giugno 2014, il pilota friulano John Martina è riuscito a portare a termine un percorso sognato da molti parapendisti. Durante il percorso di andata è stata sorvolata la Varracolano, Valdaupa, Paularo, Tenchia, Crostis, per culminare presso il rifugio Marinelli davanti alla cima del Collians.
Per il ritorno ai piani del Montasio, John ha puntato la creta di Timau, Monte Cavallo, Jouf di Dogna, per raggiungere poi la parete nord del Montasio. Questa parete è famosa agli appassionati di alpinismo per la diretta a Kughi, ma al mondo del parapendio è una perfetta sconosciuta, perché il versante utilizzato per il volo libero è quello sud, per motivi orografici. Lì ci sono i prati in quota ottimi per il decollo. Inoltre il sole, motore che innesca le correnti termiche ascensionali, bacia poco il lato nord di una montagna. Solo la bravura e determinazione di John hanno permesso la visione di queste immagini uniche.